Il mondiale di Valeggio sul Mincio è stato l'evento più importante dell'anno per la categoria Endurance della FISE nazionale, ma in particolare per la sezione veneta, che ha avuto l'onore di ospitare nella splendida cornice del Parco Sigurtà i migliori binomi al mondo della categoria Under 21. Grande soddisfazione da parte della FISE del Veneto per la numerosa partecipazione di pubblico ed atleti. Un evento straordinario. A iniziare da giovedì, la serata di gala, l'apertura è stata una cosa maestosa, l'organizzazione, io ho fatto il giro di tutto, veramente non c'è un difetto. Il successo riconosciuto da tutte le nazioni straniere, dalle autorità, dagli sponsor, veramente va ogni anno migliorando. Quindi complimenti all'organizzazione anche. Il comitato organizzatore davvero merita un plauso per la serietà con cui è stata condotta tutta la gara. Il parco è davvero, parla da solo, una cornice fantastica e tutto è andato per il meglio e noi siamo fieri come FISE Veneto di aver ospitato un evento di tale portata. L'incantevole paradiso del Parco Sigurtà è stata la scenografia ideale per ospitare questo campionato mondiale. Un parco riconosciuto come il più bello d'Italia e tra i primi in Europa. Per la quarta volta un evento così importante che vede il parco giudicato il secondo parco più bello d'Europa ad essere visto in tutto il mondo. Il parco è una bellissima realtà dove le famiglie possono trascorrere qualche ora, un'intera giornata insieme, godendosi le bellezze naturali di questo luogo, ma altresì vivendo questo parco, ovviamente per chi è appassionato di cavalli con i cavalli o ancora durante l'anno per coloro che sono appassionati di sport anche con la corsa, lo yoga, con il tennis tavolo ed ancora altri eventi ludici appunto per i bambini come i giochi della tradizione e i giochi proprio dedicati a loro. Il mondiale di Valeggio sul Mincio è stato un evento che ha avvicinato atleti, tecnici e tifosi di nazionalità diverse, un esempio di convivenza tra culture completamente differenti. Il messaggio è importantissimo e chiarissimo, io mi sono emozionata. Pensate, tutte queste culture diverse, tutte queste persone che provengono da terre diverse, abitudini diverse, sono unite qui all'insegna dello sport. Questo è il valore dello sport. Questa disciplina poi attraverso il cavallo, animale straordinario, evidenzia ancora di più che tutti insieme siamo una grande umanità. 2, 1, go!